Buongiorno a tutti, vi saluto da Bruxelles dove questa settimana il Parlamento è stato animato dalla sessione di mini plenaria. La seduta non poteva che aprirsi con un dibattito dedicato al conflitto in Medio Oriente. È passato un mese da quando Hamas ha compiuto il suo terribile attacco contro Israele, che ha risposto bombardando incessantemente la striscia di Gaza. Il bilancio nel territorio palestinese ha superato le 10.000 vittime, mentre la violenza di Hamas ha causato la morte di più di 1.400 persone in Israele. Continuiamo a chiedere un cessate il fuoco o pausa umanitaria, come preferiscono chiamarla alcuni. Non mi importano le etichette, ora serve solo agire in fretta per salvare le vite in pericolo. Questo terribile e violento conflitto non deve farci perdere di vista ciò che continua ad accadere in Ucraina. Fino ad oggi l'Unione Europea ha implementato 11 pacchetti di sanzioni per indebolire la capacità della Russia di proseguire con la guerra. Questa settimana abbiamo votato una risoluzione per valutare l'efficacia di queste misure. Sono misure senza precedenti ed efficaci, eppure avremmo sperato in risultati migliori. La Russia continua a ricevere 2 miliardi di euro al mese dall'Unione Europea per i combustibili fossili. Abbiamo chiesto agli Stati membri di rafforzare la cooperazione per il controllo dell'attuazione delle sanzioni. Dobbiamo raggiungere rapidamente l'accordo per una direttiva che preveda il reato di violazione delle misure restrittive dell'Unione e trovare basi legali solide che permettano di usare i beni russi confiscati per la ricostruzione dell'Ucraina. Serve inoltre impedire che prodotti tecnologici europei esportati a paesi terzi finiscano poi in Russia, dove potrebbero essere utilizzati per fini militari. Tutto ciò evidenzia la necessità di una strategia europea, politica e diplomatica globale nei confronti della Russia. Di politica estera si è parlato anche con la presentazione da parte della Commissione europea del pacchetto 2023 sull'allargamento. La politica di allargamento è uno strumento importantissimo per l'Unione Europea. Si tratta di un investimento per la stabilità, la sicurezza e la pace nel continente. Si è parlato molto di Ucraina a questo proposito, ma nel mio intervento in aula ho ricordato che non possiamo dimenticarci dei Balcani occidentali, che da 20 anni aspettano si realizzi la promessa dell'adesione europea. Servono passi in avanti, in primis riforme, garanzie sullo Stato di diritto, la libertà dei media, ma non possiamo continuare a illuderli. Rischiano che questi paesi cadano tra le braccia russe o cinesi.